La curva dei contagi in Veneto sale, quella dei ricoveri e delle terapie intensive, anche seppur in modo molto più contenuto. Nella presentazione del programma e dei nuovi assessori in Consiglio regionale, Luca Zaia, presidente del Veneto, annuncia la riapertura dell'unità di crisi alla sede della Protezione Civile di Marghera, cuore della macchina preventiva e di intervento. Dobbiamo semplicemente essere pronti da un lato nella sanità, dall'altro con eventuali misure restrittive ed infine continuare a fare tamponi finché sarà possibile continuare col contact tracing, tanto è vero che abbiamo investito moltissimo sul tema dei tamponi. Ancora modelli previsionali non ci sono né in Regione né dallo Stato. Lei l'altro giorno chiedeva al Governo di fornire delle informazioni, c'è qualcosa che può delineare un andamento oppure ogni giorno una narrazione individuale? No, l'andamento è delineato, nel senso che noi siamo nella parte bassa della curva che sta crescendo, dovremo capire quanto alta arriverà questa curva e per quanto tempo si manterrà alta. Queste sono le due componenti. Dall'altro bisogna avere anche però una sanità pronta. Dopo ovviamente oltre certi limiti non si riesce ad andare né con la sanità né con i tamponi. Vorrei ricordare che comunità che cominciano ad avere 2-3 mila positivi al giorno, solo il tracciamento dei contatti, facciamo un'ipotesi 20 contatti a positivo, vuol dire tranquillamente 60.000 tamponi in più al giorno, impossibile farli. C'è poco da fare ai fenomeni, è impossibile farli, 60.000 tamponi al giorno, oltre a quelli che di base fai, è una roba, considerate che un tampone ci vogliono almeno 10 minuti a persona, fate un calcolo di quanti operatori ci vogliono. Zaia ha anche annunciato che c'è un nuovo farmaco per la cura del virus e che, una volta autorizzato l'uso degli anticorpi monoclonali in Europa, il Veneto diventerà centro di riferimento. Il Covid catalizza tutta l'attenzione di Zaia e della Giunta e il primo attacco al suo programma da parte dell'opposizione poco lo scalfisce. Ma guardi, questo è il mio terzo insediamento, non ho mai trovato l'opposizione che mi ha fatto il complimento. E anche sul tema Covid, no, il documento appunto cita la regione come Covid free oggi, cioè se l'attenzione è rivolta a questo tema, e io mi auguro che lo sia perché i dati degli ultimi 2 giorni sono dal mio punto di vista molto preoccupanti, ma dobbiamo dare concretezza all'azione. E non si dà, questo documento non dà concretezza, per cui veramente dobbiamo fare un ragionamento e cercare di individuare quelle che sono delle azioni concrete, se no si amministra il quotidiano senza una visione.